In questa seconda parte vedremo altre posizioni. Ora, la prossima è la posizione Pemabu, che già dal nome ci suggerisce che è molto simile alla Mabu, ma varia di una cosa. Vediamo. Come la Mabu, allargo, porto le mani ai fianchi, scendo, ma è diverso perché col piede ruotato. Posizione Mabu, ma con un piede ruotato. Ripetiamo. Giri, allargo, scendo, ruoto il piede. Ok, giri. Prossima posizione invece è la Shogonbu. Anche qui è una posizione che è simile alla Gombu, ma ha una variazione. Vediamo. Andiamo prima in Gombu. Ai fianchi, allargo, vuoto, scendo, in Gombu, ma il piede dietro, invece di essere attaccato a terra, è sollevato. E la gamba dietro è un po' più piegata. Il piede si appoggia, comunque tutta la gamba si appoggia solo sull'alluce. Shogonbu da un lato, Shogonbu dall'altro.